C'è una notizia che mi è abbastanza cara, che insomma mi ha colpito abbastanza, ed è il fatto che in Inghilterra da Gordon Brown è stato creato un nuovo dicastero, che è il dicastero per l'energia e il cambiamento climatico. E a capo di questo dicastero c'è un ministro di 39 anni, giovane, si chiama Miliband, e a febbraio ha lanciato una proposta, un progetto. Ora, adesso, insomma, una cosa che mi ha colpito, soprattutto se la mettiamo vicino a quella che è stata la proposta pari italiana, è stato un piano casa italiano, insomma, in cui, diciamo, la proposta era quella di liberalizzare, di costruire, di dare nuova linfa all'edilizia, però in modo senza criteri, insomma, costruiamo e produciamo più costruzioni. Invece, ecco, il piano casa inglese proposto da questo ministro è leggermente diverso, perché si è scelto di investire molto denaro nelle abitazioni e nell'isolamento delle abitazioni. In questo modo, insomma, si inquina meno. Sì, si inquina meno, ma soprattutto si va a colpire il PIL, no? Perché presa complessivamente questa proposta, questa operazione presa complessivamente, cosa significa? Significa che i 100 euro che mettiamo e investiamo per quanto riguarda i doppi vetri oppure i cappotti ci permettono nei prossimi 5-10 anni di non spendere 500 euro in combustibili fossili, in gas per riscaldare. Ecco, quindi diciamo che il PIL complessivamente cade perché produciamo 100 invece di produrre 500. Però il benessere è lo stesso, anzi si evita di consumare combustibili fossili che sono ad esempio una delle cause dell'ecatombe del cancro. Ecco, domanda, è un antipasto di decrescita questa operazione? Purtroppo è una cosa buona, sicuramente, meno male diciamo, ma non è un antipasto della decrescita, nel senso che per essere un antipasto della decrescita dovrebbe prendere senso in tutto un programma globale, senza di che ci troviamo con il famoso problema dell'effetto rimbalzo. Ha detto che da un lato c'è un abbassamento del consumo di energia, eccetera, che libera più energia per gli altri che spendono di più, eccetera. Allora sicuramente, perché è l'argomento, non abbiamo parlato di questo, ma l'argomento delle imprese, perché si deve sapere che i più grandi inquinatori del pianeta hanno fatto un lobby che si chiama World Business Council for Sustainable Development, il Consiglio mondiale per lo sviluppo sostenibile, e il loro argomento è una parola ecoefficienza, è una buona cosa di far progredire l'ecoefficienza. Aveva detto che fare delle macchine che consumano sempre meno benzina. È vero che le macchine ora consumano meno benzina e le macchine di domani, ma il problema è che come non hanno detto di fabbricare meno macchine o di viaggiare meno, alla fine si consuma sempre di più di benzina. Meno benzina per poter viaggiare di più. Sì, allora, e questo è vero per tutto. Allora, fino a oggi l'ecoefficienza non ha portato a diminuire l'impronta ecologica, ma invece a far crescerla un po' meno velocemente. Va detto che andiamo alla catastrofe un po' più lentamente, ma sicuramente. E per loro è il senso della parola sviluppo sostenibile o durevole, che permette di far durare un po' più a lungo lo sviluppo che ci porta alla distruzione del pianeta.